corteo da Viale Europa, 4.000 studenti delle scuole superiori di Treviso fino in Piazza dei Signori per protestare contro i tagli e gli edifici fuori norma. Se siamo scesi in piazza è per chiedere allo Stato di ascoltarci, perché secondo noi un futuro dove gli studenti possano dimostrare al meglio quello che valgono, è un futuro in cui si investe in questi studenti. Chiediamo una migliore istruzione per questi ragazzi che hanno tantissima volontà, chiediamo che il governo faccia meno tagli alla scuola nei prossimi anni e ce la mettiamo tutta per fare del nostro meglio. Ma non solo gli studenti, anche tutti i professori. Questo è qualcosa di eccezionale, è la prima volta, ha ragione a dirlo, che succede qualcosa del genere a Treviso. Oggi siamo riuniti con la voglia soprattutto di far vedere che noi ci teniamo a questo e che non siamo indifferenti a quello che succede in Italia. Anche se siamo una piccola provincia, comunque noi riusciamo a partecipare e essere presenti, come avete visto tutt'oggi. In piazza niente simboli di partito. Tutti i rappresentanti delle scuole di Treviso hanno voluto puntare proprio su questo, ovvero una manifestazione fatta dagli studenti, creata dagli studenti, senza l'ausilio di associazioni o studentesche partitiche. A manifestare anche gli studenti del liceo artistico, l'unica scuola cittadina occupata. La nostra occupazione è stata difficile da sostenere, però molto buona, una bellissima iniziativa. In piazza anche le richieste degli insegnanti. Un riconoscimento del nostro lavoro, perché oltre alle 18 ore effettive di insegnamento che facciamo c'è tutta una parte nascosta, praticamente è tipo un iceberg il nostro lavoro, dove esce fuori solo la punta. Il nostro lavoro va a superare circa 30 ore settimanali, sicuramente arriveremo addirittura alle 40. Libri aperti in piazzetta Indipendenza per la controprotesta di chi invece di scioperare vuole studiare. Vogliamo solo studiare, non abbiamo niente in contrario al modo in cui stanno manifestando gli altri, è solo una maniera diversa di mostrare le stesse cose.